Noi continuiamo francamente come giunta e come diciamo Lega Trevigiana ma anche Veneta a sperare ancora fino alla fine, finché l'evidenza non ci condannerà al terzo mandato per il Presidente Zaia. Noi però qui dal Veneto fino all'ultimo giorno cercheremo e lotteremo per fare in modo che il Presidente possa essere riconfermato dai Veneti. Questa è una nostra battaglia, una battaglia che penso gran parte dei Veneti voglia portare avanti e noi sicuramente con loro. Non si vogliono rassegnare alle parole del leader Matteo Salvini, leghisti veneti, per i quali Luca Zaia resta l'unico candidato in grado di succedere a se stesso. Certo, il segretario prima a Vicenza per la Dunata, poi a Treviso per la presentazione del suo libro, è stato netto come non mai. Per il dopo Zaia ho già 10 nomi, il concetto ribadito più volte da Salvini, che archivia così la battaglia sul terzo mandato, lo vogliamo solo noi, le altre forze politiche sono tutte contro, non posso riproporlo. La constatazione con il relativo cambio di scenario. A Salvini si rivolge lo stesso Villanova. Di non gettare la spugna. Io penso che questa sia una battaglia che vale la pena combattere e soprattutto noi qui in Veneto la sentiamo particolarmente e quindi voglio pensare che tutto il partito si muova per garantire questa possibilità a Zaia e ai Veneti. Già partito ovviamente il Totonomi, c'è chi darebbe in pole position Alberto Stefani, attuale segretario regionale, non si può escludere l'attuale vicegovernatrice Elisa De Berti, Salvini stesso ha ipotizzato una donna. Che sia una donna può essere auspicabile, ma io non giudicherei in base al sesso, ma penso che sia importante giudicare in base alle competenze. Io credo che chi non vuole dare questo terzo mandato lo faccia solo perché ha paura di quello che è il peso politico elettorale del nostro Presidente, quindi confido che da qui al prossimo anno a Roma cambino idea, anche perché ricordiamoci che a decidere sono dei parlamentari che magari hanno 4, 5, 6 legislature alle spalle.